Se dobbiamo trovare una parola per descrivere Cagliari-Empoli 0-0 di oggi, è sicuramente la parola sfortuna. Un Cagliari che domina il secondo tempo, ma oltre alla sfortuna c'è anche l'arbitro che ci si è messo in mezzo, ragazzi, perché voglio subito commentare con voi il gol regolare annullato a Nicolas Viola, che a parer mio è clamoroso. Punizione di Viola, letta malissimo dal portiere dell'Empoli, Caprile. Si vede proprio, la legge male. Pavoletti o non, quel pallone sarebbe entrato dentro. C'è un contatto di Pavoletti, minimo, che nel calcio può succedere, valutato dall'arbitro come influente, e là il gol viene annullato, ragazzi. Un gol clamoroso, ennesimo torto arbitrale che subiamo, perché anche a Verona, ragazzi, parte tutto dall'espulsione di Makumbu. Il primo giallo di Makumbu non c'era, Makumbu viene espulso e la partita cambia. E cambia anche oggi, ragazzi, perché stiamo parlando di un gol regolare annullato. Non si sa perché è stato visto un contatto minimo tra Pavoletti e Caprile, quando si vede totalmente che Caprile già dall'inizio aveva sbagliato la lettura della punizione. Ma quando il destino in un piatto argento ci dà la possibilità di andare in vantaggio e dire sì, probabilmente dobbiamo andare in vantaggio proprio con Viola, Nicolas Viola sbaglia il calcio di rigore. E i rigori si possono sbagliare, non ne voglio dare una colpa, ragazzi, si possono sbagliare i rigori. Nel finale, quando Petagna poteva cambiare la sua, poteva svoltare la sua carriera con la maglia del Cagliari, poteva trasformarsi in Pavoletti negli ultimi secondi, arpiona un cross difficile di Oristagno, difende palla sinistro e Caprile, ragazzi, fa una parata fuori dal normale, che probabilmente non sa nemmeno lui come fa col piede. La palla che finisce fuori, finisce 0-0 con un Cagliari che chiude all'attacco. Ma dispiace, ragazzi, pareggiare queste partite per una squadra che lotta per salvarsi. Dispiace pareggiare partite del genere, specialmente quando poi ti annullano un gol regolare, ripeto. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate voi nei commenti. Secondo voi era regolare o no il gol di Viola? Commentiamo insieme la partita, mettete un like, condividete il video, non dimenticatevi di seguirmi, di supportare il mio canale. Io vi do un augurio che sia un 2024 migliore per tutti e specialmente per il nostro Cagliari, ragazzi. Buon anno a tutti!